Sentite, quindi buongiorno, amici bellini, la Bundesliga è cominciata. E allora noi ce la faremo stamattina. Ma non per altro, perché lo so che è già finita, non è una reazione live e va bene. Ma ho visto semplicemente una fotografia di gente in panchina con le mascherine, belli distanziati perché bisogna tenere il distanziamento. Però poi in campo si abbracciano, si fanno. Non lo so, forse per rispetto e per dare il buon esempio, anche io da casa, da solo, me la giocherei così. Perché sennò uno se la vede. Ce la vediamo, in banchi belli distanziati. Perché è pericoloso. Allora, mi volete far capire che significa sta storia? Perché devi dare l'esempio. Però poi in campo te sputo in faccia, come è sempre. Allora non ho capito sta storia, sinceramente. Perché poi tu sei stato in panchina così, con le mascherine ben distanziate, poi magari entri. E che hai risolto? Da lì la mascherina per giocare. Si sta toccando in faccia quello. Non lo so, ho molte difficoltà a capire le logiche. Tutte le certezze sono. Non ne abbiamo. Non ne abbiamo. E uno non vuole stare appresso alle cospirazioni, uno non vuole nemmeno denunciarle a priori o dire però aiuto, che significa sta storia? Spiegatemi. Non vi abbracciate se esultate, voglio proprio vedere questo perché ci sono delle linee guida. Vabbè, ci divertiamo così. Holland. Che il tunnellino. Là. Eccolo là. Ma segna sempre. Il bambino prodigio segna sempre. Non vi abbracciate. Ah, queste sono le nuove esultanze, ok. Va bene. Fin qui ci può stare. Non si abbraccia. Com'è forte Allan, mamma mia. Che bestia. La presa di polpaccio poi alla fine. Quelli sono i giocatori quando poi sentono la porta. Come la prendono, segnano sempre. Un po' come Cavani quando venne da noi. Ah, ha sputato e quella è ammonizione. Non si può sputare. Ah no, si abbraccia. E come si fa? Come si fa sui calci d'angolo? Ah, schifo, portiere, schifoso. Fazzoletto di sfaccimma là. Ecco qua. No, e ve lo meritate perché non bisogna. Col portiere non si scherza. Ah, piano, e poi le mani te le metti in faccia. Il pallone calciato da uno, sputato da un altro. È stata buona marò. Sono un po' perplesso. No, smettila. Le mani in faccia. Poi coi guanti è ancora peggio perché non ti rendi conto. Bello. No, che cos'è questa esultanza scema senza nessuno? Stanno sfottendo il sistema calcio. Non si possono abbracciare. Supponenti. È un portiere veramente scarso, devo dire la verità. Tentato il alla dita. Brutto da caso da ufficio inchiesta. Come l'ha presa questo signore? Che è fuori gioco? No, è buono. Ma non si sa perché non c'è il tifo. Non c'è. Ah, questo si può fare. Sono brutte le nuove esultanze dei calciatori. Ma si distrugge. Applausi ai tifosi sugli spalti. Quei 3 o 4 che lavorano allo stadio. E vabbè. Ma quella bottiglia d'acqua deve essere personalizzata perché sennò se qualcuno beve dalla bottiglia tua usate il gomito perché non sia mai a Maronna. Non vi potete prendere per mano. Ragazzi, che cosa state facendo? Ah, senza toccarvi fate la. Mamma mia. Ok. Non mi fa ridere. Non mi fa ridere, sono. Non lo so. Chi altro ha giocato nella Bundesliga che ci può interessare? Müller, sei in fuorigioco. Sei pure cretino perché Lewandowski stava dietro e la poteva portare lui in gol. Piano piano, signor arbitro. Ma severino, non è che c'era bisogno di tutta questa manfrina. Quello già è il campionato. Mamma mia, che schifo. Ah, Enrico. Quello già è il campionato tedesco, secondo me non è così eccitante. Senza boom, un calcio proprio. Mamma mia. Non è già eccitante di suo. Ci levi pure i tifosi.
Non vi abbracciate, di gomito. Sembra un po' il calcio d'estate, Un po' perché saranno fuori forma, non lo so, non credo che abbiano una corsa piena, la famosa corsa piena, nelle gambe, senza tifosi, senza abbracciarsi e senza contatti fisici. Mamma mia. No, e io smetto, tolgo. Hanno fatto un autogol, chi si ca... Eccolo qua. Ah, no! Non vi... no, troppo vicino. Con mano e gomito. Siete strunz. Ragazzi, è surreale. Non capisco, non mi rendo conto se ci sono ancora delle... Diciamo che tutti questi qua dovrebbero essere risultati... Oh, acchiappa chi... Brutta scelta. Quindi dobbiamo solo semplicemente pensare che questi sono tutti tamponati negativi e quindi non hanno problemi e non portano niente a nessuno. In panchina però con le mascherine. E non vi abbracciate, non sputate. Però se siete positivi, però non siete positivi. Siete negativi, quindi è tutto a posto. Però non sputate. Ma se siete negativi potete sputare, non succede niente. C'è confusione nella mia mente, non riesco a capire alcune cose, sono un po' confuso e non credo che mi metterò a fare altre reazioni a questi campionati. Aspettiamo il campionato nostro, dove almeno ci facciamo 4 risate a vedere giocatori che conosciamo bene reagire in questa maniera e affrontare la cosa. Non vedo l'ora, ragazzi. Da New York Valerio Fluido è tutto, non vedo l'ora. Alla vostra, alla prossima, non lo so. Insomma ragazzi, questo è il calcio del 2020, è un po' deprimente, io non so se mi abituerò mai, però dobbiamo capire perché i tedeschi sono stati i primi, a seguito probabilmente la Spagna, ho sentito che giocheranno tutti i giorni, che devono spalmare le partite, non è chiaro ancora cosa poi l'Italia si troverà a fare perché la situazione in Lombardia ancora non è che sia risolta. Però mi sembra evidente che il mondo in generale stia cercando di far fronte con soluzioni simpatiche o meno a conviverci finché poi non si troverà una soluzione definitiva. E l'importante è non, come si dice, overwhelm gli ospedali, se li sovraccarichiamo là diventa più pericoloso del possibile. Però questa è la situazione, fatemi sapere nei commenti se credete che questo sia calcio o se non vi piace o se ve lo vedete lo stesso perché state a ruota. Io è un fatto proprio come si dice, addicted, io sono addicted al calcio e quindi me li sono visti, poi ripartirà la Spagna. Non lo so se ci piacerà in Italia questa cosa qua, ma si dovrà fare perché una postilla a fine video, voi avete visto sotto il video io ho messo i miei loghi, magari ho messo il fatto del PayPal. Se uno ritiene che magari vuole fare una donazione, una cosa di supporto al canale o al personaggio, perché qua di musica, di strumenti, non se ne vede neanche l'ombra. Il governo sta ritardando tutti i pagamenti e quindi non lo so. Sinceramente come la metteremo nome, però nel caso in cui voi riterrete di fare, sempre che voi stiate lavorando, perché non mi metterei mai a togliere il pane a chi non ce l'ha, uno poi dopo, capito, magari posso pubblicizzare il vostro canale se avete un canale, se avete un'attività qualsiasi o semplicemente metto il vostro nome come sostenitori e supportatori del Caffè Napoli 1926, è uno scambio, diciamo, più di amicizia che di altro, perché qua non è che nessuno fa soldi su YouTube, a meno che non hai dei numeri incredibili, cosa che in questo canale per scelta quasi, perché noi non distruggiamo i piatti, noi parlavamo di tattica e di calcio con calma. Ma questi sono i nostri numeri, li conoscete, sono numeri piccolini però sono fedeli e quindi a me fa più piacere così. Vedete voi quello che vi sentite di fare. Vi abbraccio e alle prossime ricette, perché qua probabilmente parleremo più di cucina che di altro, ma Haaland è fortissimo, speriamo che Mertens resta, altrimenti veramente poi ci intossichiamo ancora peggio perché non sappiamo più nemmeno quali sono gli attaccanti della prossima stagione. Io non credo che solo Petagna possa, vicino a Insigne, fare una squadra che può lottare per la Champions League, ma questa è una mia idea personale adesso, poi magari si rivela il più forte di tutti, non lo so. Voi credete che Mertens resti? Perché secondo me un altro annetto se lo deve fare. Lo so, ditemi voi.
l'avete visto tutto, come siete bellini. Hashtag voi che l'avete visto tutto, perché non abbiamo preso Haaland. E poi i motivi ci sono, ve li ho spiegati, ma sono altri. Il calciomercato non ci interessa più.